Siamo sotto i portici oggi in compagnia del signor Leandro. il signor Leandro. Signor Leandro, guardi che noi di Teletutto abbiamo bisogno di lei oggi. Senta signor Leandro, lei dovrebbe leggersi questo proverbio, questo detto qui. Chi ha del talento le ha posto ogni momento. Non è brescianissimo lei signor Leandro, eh? Dov'è? Calabrese, Calabrese, di che zona della Calabria? provincia di Cosenza. Provincia di Cosenza, quindi cosa la cava col dialetto? Capisco qualcosa. È molto che sta qui a Brescia? Una vita. È una vita, allora proviamo a tradurre questo. Chi ha del talento le ha posto ogni momento. Chi in pratica, in parole povere, chi è bravo a fare qualcosa è sempre a posto. È capace di fare tutto. E lei signor Leandro è uno di questi? Non lo so. Dai, glielo auguriamo. Restate qui, tra pochissimo iniziamo. C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bene amici, ben ritrovati allora, c'entro anch'io ad un nuovo appuntamento. Dall'anteprima avrete già capito un po' il nostro detto di oggi, ma intanto un'opera della Pinacoteca, Cristo Redentore Benedicente di Raffaello. L'appuntamento di oggi è dedicato al Redentore di Raffaello, uno dei primi acquisti effettuati dal fondatore della Pinacoteca Paolo Tosio, quando da poco aveva iniziato a comporre la sua collezione. La datazione intorno al 1505 e 1506 colloca il dipinto negli ultimi anni trascorsi dal giovane Raffaello alla corte di Urbino, quando l'artista dipingeva opere di piccolo formato e di grande ricercatezza stilistica, destinate alla devozione privata e connotate di forti richiami alla classicità. La figura di Cristo è collocata in primo piano su uno sfondo di paesaggio appena accennato. La fisicità del torso nudo, frutto dello studio sulla scultura antica, è sottolineata dalla luce tersa che riverbera dal cielo e avvolge il corpo del Redentore. Siamo prontissimi per partire. Chi ha del talento le ha posto ogni momento. C'è Giovanni, simpaticissimo e anche un bravissimo corista Giovanni, davvero. Sì, davvero. Giovanni, sei di Brescia? No, abito da una vita qua, però non sono di Brescia, sono nativo di Benevento. Di Benevento, da tanti anni però a Brescia. Sì. Vediamo un po' se qualche parola in bresciano, oltre al pota, speriamo che tu l'abbia assorbita. Sì, no, ma poi lavoro anche in un ambiente che parlano diverse lingue perché lavoro nella scuola e quindi... Diversi idiomi. Sì. Senti Giovanni, chi ha del talento le ha posto ogni momento, ovvero chi ha del talento le ha posto ogni momento. Che significa? E chi ha il talento sta a posto praticamente. Perché? E che ne so. Chi ha del talento è sempre a posto. Sì, lei Anna è una di questi? Pensi, speri. Quali sono i suoi talenti Anna? Pochi. La cucina, lei è una brava cuoca? Sì, mi piace cucinare, dai. Tutti a botticino a cena stasera. Gli alpini di Sulzano a Brescia, che braia alpini di Sulzano. Certo, sì. Cosa hanno gli alpini di Sulzano più degli altri? Abbiamo gli ulivi bellissimi, il lago e anche tante altre robe. E di niente. Femmine. Allora, alpini di Sulzano, come si chiama lei? Battista Borghesi. Battista. Guardi qua Battista, provi a leggere qua, questo qui in alto. Chi ha del talento le ha posto ogni momento. Lei ha posto ogni momento. Battista, è vero? Sì. Chi Talenti bisogna avere per essere a posto. onesti, bravi e poi da lavorare. Allora, chi interroghiamo? Davide o Silvia? Davide. Chi ha del talento, Le ha posto ogni momento. vero? Chi ha il talento, le capacità è a posto. Sì. E le tue capacità quali sono, Davide? Le mie capacità? Ah, non ne ho tante. Quelle che conta. Ma penso un bravo studente. Mi impegno in quello che faccio. Penso che vada bene. Fermo. È vero. Sì, è bravo. Studia tantissimo, quindi è bravo. Allora, questa, chi ha del talento? Chi ha del talento le ha posto ogni momento. L'ha detta bene. Bravissimo, è facile, no? Grazie, è troppo buono. Quindi, Chi ha talento è a posto sempre. quali sono i talenti della moglie? Troppo tanti per enumerarli. Allora, chi ha del talento le ha posto ogni momento. Cioè? Sì, questa sola, sì. Vuol dire che
chi ha del talento è sempre a posto, penso, insomma, vuol dire che non ha problemi, non dovrebbe incontrare grosse difficoltà nella vita, Tu penso. Alessandro hai talenti? Mi auguro di sì. Sì, dai, in che cosa sei forte? Ma niente in particolare, penso di saper far bene il mio lavoro, è già qualcosa, insomma. Di niente, farlo bene onestamente Alessandro, bravo, grazie. A te. Quali sono i suoi talenti? Io? Cucina, viaggi e sport. Signora, ma che Dio la benedica. Possiamo stare con lei, seguirla, almeno per stasera a cena. Chi ha del talento le ha posto ogni momento, che significa chi ha delle abilità e le sa mettere in pratica e non teme l'indigenza, perché sarà sempre a posto. Grazie amici, alla prossima.